Con merito. Allora, ritorniamo a noi, Favero la parola. Sì, no, visto che si parla di finanza, è anche utile ricordare che l'agenzia di rating Fitch ha stimato che il Veneto avrebbe tranquillamente la AAA se fosse un Veneto indipendente, allora non avrebbe alcun problema, addirittura superiore al Lussemburgo come rating. Non abbiamo nessun problema, addirittura vorrei ricordare anche che il professor Pascal Salin, uno degli economisti più influenti del mondo, intervenuto al nostro convegno di Castelbrando dello scorso 14 giugno, non ebbe alcuna preoccupazione a dire: voi avete un'economia così florida, così forte, questa capacità imprenditoriale dei veneti, che potete decidere anche di stare o non stare nell'euro, visto che tanti parlano con gli slogan, no, che vanno di moda adesso, di dire fuori dall'euro, l'euro è un problema, eccetera, eccetera, eccetera. Il Veneto avrebbe anche questa ulteriore scelta, e cioè decidere se stare nell'euro, che tra l'altro per noi è solamente un vantaggio, perché ricordiamo che il Veneto è un grosso esportatore, soprattutto verso la Germania, e noi non abbiamo i problemi che ha l'Italia. Poi, se è per questo, andrebbe aperta anche una parentesi, e c'era un bel articolo di Bini Smaghi nel Corriere della Sera che faceva un'analisi molto pulita e molto elementare, diceva: ma siete proprio sicuri che il problema dell'Italia sia l'euro? Perché, tanto per citare degli esempi, non mi sembra che un'azienda come Alitalia, che produceva miliardi delle vecchie lire di debiti, fosse, cioè il suo problema fosse dovuto all'euro, visto che si parlava ancora del vecchio conio. Non mi sembra che il problema che l'euro abbia in qualche modo rallentato i lavori della Salerno-Reggio Calabria. Non mi sembra che sia stato l'euro a fare in modo che la pubblica amministrazione italiana assumesse persone in modo così esagerato rispetto ai ruoli e alle qualifiche che dovevano avere. Non mi sembra che fosse colpa dell'euro se la pubblica amministrazione ancora una volta premiasse il clientelismo piuttosto che la meritocrazia. Però comunque, allora, per far chiarezza, voi non giocate sull'euro in ogni caso, perché stiamo parlando di un discorso che in ogni caso il Veneto indipendente sarebbe in un contesto di Europa. Certo, ecco, assolutamente. Quindi, perché non voglio generare confusione. No, voglio dire, se poi l'Europa dovesse anche dirci: purtroppo, cari signori, dato che decidono tutti gli Stati membri se potete entrare o meno, voi state fuori, allora ci rassegneremo ad essere come la Svizzera. Penso che vada bene a tutti i veneti, magari anche imparando dagli svizzeri come si governa uno Stato. Ecco, quindi questa è la risposta a coloro che ci hanno scritto: il modello è quello svizzero, sostanzialmente, sì, che voi proponete. E magari migliorabile anche, perché no? Anche migliorabile, comunque di democrazia diretta. Non sarà mai una piccola Italia. Volevo anche rispondere a quel signore che ha scritto delle pensioni, no? Ecco, sicuramente con lo Stato italiano io penso che la sua pensione sia in grave pericolo, sia per quello che ha detto Andrea Jacopini, sia per quello che ha detto il nostro imprenditore Mauro, perché ci sono sempre meno giovani che possono trovare un lavoro. Anzi, noi esportiamo laureati e diplomati ed importiamo profughi e clandestini, che questa è la realtà di questi giorni, mi sembra evidente. Non lo so chi lavorerà un domani per pagare anche le nostre pensioni. Io credo proprio sia grande fatica. Ecco, io credo sulle pensioni c'è da fare un approfondimento. Io credo che pochi italiani sanno come si rivalutano le pensioni INPS, cioè i contributi che il datore di lavoro dà allo Stato italiano si rivalutano con la media dell'ultimo quinquennio del PIL italiano. Allora, tutti sanno che è negativo, quindi ci vorranno 5 anni di PIL positivo per fare media zero. Nel frattempo l'inflazione è cresciuta poco, ma è comunque cresciuta. L'inflazione è fortemente legata ai prezzi dell'energia. Oggi l'energia costa poco perché c'è una guerra in atto tra arabi e americani, si sono messi d'accordo sui $57 al barile perché l'estrazione del petrolio degli americani costa $40 al barile, degli arabi costa 3. Quindi gli italiani non sanno che i contributi che vengono versati all'INPS si rivalutano della media dell'ultimo quinquennio, quindi essendo stato negativo ce ne vogliono 5 anni di positivo per fare media zero, ma con l'inflazione cresciuta. Quindi invito gli italiani a fare veramente pianificazione. Ecco, siccome il tempo vola, qualcosa da aggiungere a questo proposito? Quindi lei che ha anche 3 figli, ha delle imprese, ha dei negozi, che cosa si auspica dall'indipendenza come prime cose, che per lei sono fondamentali per poter andare avanti?
Perché Sì, ha detto, io vivo ancora la crisi. Sì, io mi auspico un investimento sui giovani, decisamente. Quindi è quello che più lei sente come Sì, esigenza. me lo sento a cuore sia perché ho dei figli, quindi è E poi perché l'ha visto in direttamente. Germania, insomma. Poi perché vedo che parte tutto da lì, quindi se un giovane viene educato, viene coinvolto e Ma viene lei riesce fatto a prendere giovani in partecipe. azienda? Oppure il sistema economico attuale non glielo consente? Quindi Faccio con fatica. l'Escol Job Act è servito qualcosa per Job lei Act, oppure no? per ora no, per ora io non l'ho utilizzato perché non ho necessità, però vedo che faccio fatica a integrare i giovani Perché? che non hanno esperienza. Io Che non nel hanno- mio lavoro avrei la necessità di avere stagionalmente delle persone da fare stage, però trovo della gente completamente inesperta, ma proprio che ha una preparazione prettamente scolastica e da lì ne passa di acqua a portarli nel campo del lavoro. Sono troppo immaturi sotto questo aspetto. Non c'è solo scuola, c'è anche E quindi questo è un qualcosa di passaggio pratico. ulteriore. Questo passaggio non c'è in Italia. Cioè, finisci a scuola, bene, adesso inizia a trovare un lavoro. Come fai? In effetti non c'è nessuna... Cosa nessuna proponete a questo proposito? Ma anche su questo io convengo che serva più interazione tra università e mondo del lavoro e tra Fa magari parte del anche... vostro programma, a parte che adesso insomma il Ma programma noi è di più che programma ne altro abbiamo solo uno, come lei ben sa, abbiamo solo un punto di programma. Ma però la non gente perché... vuole sapere qualcosa in più. Ecco, ma non perché non siamo a corto di idee ne abbiamo tantissime, però solamente in un evento indipendente si potrà poi parlare di programmi reali, altrimenti parliamo di barzellette. Potrei dire all'imprenditore Favero che potremmo dare chissà quanti milioni di euro per incentivare i giovani anche a fare degli stage, potrei dire che Quindi voi dite, asfalteremo noi partiamo da questo gradino qui. Partiamo sicuramente da quello. In ogni caso la riduzione della pressione fiscale, che oggi ricordiamolo è del 68,6% sulle imprese, portandola al 30%, cosa che sarebbe possibilissima in un evento indipendente, potrebbe dare linfa vitale alle aziende e al nostro tessuto economico e sociale che è imperniato sulle piccole aziende, cosa che invece non viene assolutamente vista ed è trascurata. Allora, noi siamo arrivati al termine. Avremo ancora ospite un esperto di economia e finanza perché ci avrà da dire anche tante altre cose, come sempre Michele Favero. Speriamo anche il nostro imprenditore, rubandogli un po' di tempo alle sue aziende. Intanto in bocca al lupo e buon lavoro. Io vi ringrazio, ci vediamo però domani. Buon proseguimento, fate le vostre riflessioni e considerazioni. Avete la nostra mail, scriveteci, poi noi le vostre domande le gireremo e chiederemo ogni volta con la loro presenza in trasmissione di dare risposta ai nostri ospiti. Grazie ancora, buon proseguimento. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.